che non potrò giammai dimenticare, torno con la speranza. Nuovamente in diretta da Sappada, dove è in corso la celebrazione religiosa della Festa della Patria dal Friuli. Abbiamo visto tanti ospiti, ancora un grazie a Ilaria Gonano della provincia di Udine che mi ha supportato, portandomi appunto, mettendo a disposizione molti ospiti durante questa lunga diretta che terminerà attorno alle 11:45. Siamo in attesa anche dell'assessore regionale alla cultura Torrenti, che è annunciato fra pochi minuti, speriamo appunto arrivi prima del termine di questa trasmissione. Allora, siamo con Oscar Olivo, a capo del coordinatore Patria Furlane. Ecco, intanto dobbiamo dire che cos'è Patria Furlane. Patria Furlane è un partito, è il partito che rappresenta i Furlans, il popolo Furlan, in provincia di Udine, dove il nostro consigliere Simeonic, Federico, ma voi in prima proprietà Telefriuli, ho potuto incontrare una grande novità che si sposa con le feste dal Friuli di Web. Siamo appena tornati di Katowice in Polonia, abbiamo fatto 3 giorni di politica internazionale e ci hanno accettato come rappresentanti del popolo Furlan all'EFA, questa è organizzazione europea e soprattutto europeiste, e da là che ho lasciato partire le istanze dal popolo Furlan a farlo conoscere le nostre tiare, le nostre regioni, le nostre patrie, non hanno accettato all'unanimità e di conseguenza può dire che si entraste grandi famiglie europee e soprattutto, mi ripeto, europeiste, a plen titolo il popolo Furlan di voi alle rappresentate in Europa. E che ci dà una grande forza affinché poter essere rappresentati degnamente come che spiete di 940 anni in Daur, che non spiete le sue presenze dal Consiglio regionale di Chistancalven. Ecco, ma il Friuli ha bisogno dell'Europa allora? Il Friuli ha soprattutto bisogno d'Europa, prima di tutto perché così sempre sta in Europa, le nostre storie non se le insegna, ma soprattutto in quei momenti qui di nazionalismi, ecco, sburtas, noi abbiamo bisogno d'Europa e dove, non credendo di Patria Furlane, credendo che dove l'Europa può salvarnos, sia in termini di culture, di storie, di economie e di pace. Allora, grazie al Presidente del Comitato Patria Furlane, io mi sposto un attimo e vado a questo signore, venga.